chiamo Luisa. Sono stata uccisa da mio marito Pietro. Quanti anni siano passati non lo so, perché questo è un mondo senza tempo. Per lui forse sono passati almeno 30 anni. L'ho sposato perché lo amavo tanto e anche lui mi amava. Ci siamo conosciuti quando lui aveva appena preso servizio come poliziotto nel carcere del mio paese. Pietro mi regalava tanti fiori, mi faceva le serenate alla finestra anche dopo sposati e la domenica, se non era di turno, mi aiutava anche a stendere i panni e cucinava. Eravamo felici. Non abbiamo avuto figli perché mi ha ucciso dopo soli 2 anni di matrimonio. Da circa un mese era cambiato. Aveva avuto un periodo di lavoro eccessivo. Erano in pochi e dovevano coprire troppi turni. Iniziai ad accorgermi che guardava nel vuoto, come se vedesse qualcosa o qualcuno muoversi. Poi ascoltava e sembrava che rispondesse a qualcuno che non vedevo. Un giorno iniziò a dirmi che avevo un amante. Giurai e spergiurai che non era vero, e infatti non lo era, perché io vedevo solo lui, e lui era stato il mio primo e unico amore. Iniziò a picchiarmi selvaggiamente, ma il suo viso era strano anche mentre mi picchiava, non era il mio Pietro. Alla fine si fermò, come ascoltasse qualcosa. Guardava a lato della stanza. Aveva la pistola nella fondina perché era appena rientrato. La prese e mi sparò un colpo al centro della fronte.